Ciao a tutti, questo è l'ottavo episodio di questa storia veneziana che è iniziata ormai da 34 anni, nel 1444, 33 anni, per essere precisi, e in questi 33 anni siamo riusciti a espanderci in Grecia, nell'Adriatico e anche verso occidente, verso la costa africana, e siamo stati anche i primi a scoprire la costa americana, però non siamo ancora riusciti a espanderci in Italia. Però abbiamo avuto l'opportunità proprio nello scorso episodio di questa guerra contro l'Austria e contro Milano, che grazie all'aiuto dei nostri alleati siamo riusciti a vincere. Dobbiamo ammettere che hanno influito leggermente sull'esito la Francia e la Polonia, e ci eravamo lasciati con questa decisione a prendere questo evento in cui i liberi mercanti stanno vincendo i dibattiti, stanno diventando sempre più popolari e sono diventati la maggioranza del Parlamento. Dobbiamo decidere se hanno ragione o torto. Se hanno ragione perdiamo mercantilismo, però guadagniamo tradizione repubblicana, che è la cosa più importante. Quindi dopo averci pensato un attimo ho pensato che sì, bisogna dare ragione a questi liberi commercianti. E quindi, ok, prendiamo questa decisione. La nostra tradizione repubblicana è una nostra risorsa grandissima, perché ci consente di continuare ad avere un doge di così grande qualità come Francesco Barbarigo, e quindi non c'è niente che tenga. L'importante per noi è avere tradizione repubblicana. E invece, vabbè, il mercantilismo è comunque abbastanza alto, cioè parecchio. Potremmo prendere questa decisione, però al momento forse non è ancora il caso. E dov'è? Che cavoli stavo dicendo? Mi sono perso. Abbiamo dei debiti, però 3 debiti. Ce li faremo pagare dagli austriaci. Sì, mi sono perso un attimo. Vabbè, possiamo scegliere la missione, che probabilmente sarà questa. Stavo parlando della tradizione repubblicana. Bella questa. No, più che altro, bah, lasciamo perdere. Allora, qui fra poco colonizzeremo questa provincia, in modo da precludere un bel tratto di mare ai portoghesi, che spero non possano più colonizzare proprio un bel niente. In seguito dovremmo anche probabilmente conquistare queste 2 province per precludere proprio tutta la costa africana a possibili colonizzatori. Infatti mi chiedo, secondo me da qui gli spagnoli non possono arrivare qua, però potrebbero anche riuscirci, non so. Insomma, vogliamo battere tutti in questa corsa. E appunto dovevamo finire questa guerra contro l'Austria. Qui forse, che ne dite di andare a distruggere questi simpatici nemici? Stacchiamo quelle danneggiate e le mandiamo in Francia. E dicevo forse di questa, che
andrà bene per il futuro, ma adesso appunto preferiamo non aumentare i rischi di rivolta. Prima dobbiamo prendere le idee religiose per farlo. Conquista di Mantova. Appunto in questa guerra avrei voluto prendere queste tre province, magari chiedere ancora qualcosa in più all'Austria e poi vassalizzare Milano, però non sarà facile perché il punteggio è 106% per vassalizzarlo, quindi non lo raggiungiamo. Tra l'altro pensavo anche che vassalizzare Milano, e dato che ecco cosa voglio dire, che la tradizione repubblicana è così importante per noi, cioè la differenza tra riuscire a tenerla e che scenda troppo è che non potremmo più rieleggere gli stessi doge, insomma, più di 4 anni, il che vorrebbe dire che anziché arrivare a 666 o comunque riuscire a migliorarli, e sarebbero sempre a 1, 4, 1 o cose di questo genere. Quindi perderemmo ogni mese, sarebbe 12 punti monarca. Quindi proprio una grande differenza. E pensavo che per annettere i vassalli noi in effetti spendiamo 10 di tradizione repubblicana, quindi alla fine non ci conviene, cioè spenderemo meno a fare, cioè alla fine per fare i core, anche quello costa. Cioè con queste nazioni che hanno tradizioni berbere, eccetera, magari può aver senso, però in effetti con la Lombardia sarebbe meglio annetterla direttamente piuttosto che creare core. Invece pensavo che la nostra prossima il nostro prossimo attacco può essere lo Stato della Chiesa. Perché lo Stato della Chiesa è talmente geniale che ha come alleato solo l'Austria. Ha un livello di tecnologia abbastanza potente. Beh, sì, in effetti. Però insomma noi abbiamo un esercito più grande e se riuscissimo a prendergli queste tre province saremmo proprio dei geniazzi. Allora, l'unica cosa... Allora, noi se annettiamo delle province all'impero, l'Austria ci romperà. Quindi rimanere in guerra però evita l'evento della richiesta dell'Austria di restituzione. Quindi pensavo che forse una guerra con lo Stato pontificio potesse essere una buona idea. Però continuiamo questa guerra a sto punto. Con questa guerra, non avendo fatto pace prima, la Francia ha guadagnato una provincia. Però l'ha persa l'Austria, quindi tutto sommato non ci dispiace così tanto. E questo ci consentirà di avere qualche vantaggio. La Polonia è... no, non è più in guerra. L'unica possibilità che avremmo di vassalizzare qua sarebbe se la Liguria riuscisse a prendersi Parma. Per prendere Parma... Perché siete così veloci? Vabbè, per prendere Parma dovrebbe avere più punti, però. Dovremmo almeno togliere l'Austria, vedere cosa succede. Allora, prima di tutto distruggiamo questi stupidi eserciti. No, però... Ascolta, Ma allora tu sei un genio. Che armata di traditori. Ma... Ti pare? Ma che cavoli. Mi hanno abbandonato così. Ma pensa a te. Vabbè. Niente di grave, niente di grave. Ci cederebbero Cremona.
Però perché Cremona? Purtroppo non abbiamo pretese su Cremona. No, non possiamo prendercela. Zealand. Qui abbiamo magari qualche maggiore possibilità. Allora, cerchiamo di capire cosa possiamo fare. Abbiamo già, diciamo, ottimizzato le truppe, la distribuzione delle truppe. Pensavo magari di mandare 2 mercenari qua, 2 armate. Ah, sei ancora vivo? Bene. Ah, qui i mamelucchi stavano straperdendo contro gli ottomani, tipo al 100%. Ma gli ottomani sono stati davvero pacifici, proprio dei P sono stati, si sono presi solo a danno. E hanno liberato Tripoli, quindi tutto sommato non abbiamo da preoccuparci dell'espansione ottomana. Tu cosa proteggi, Ragusa? Venice. Vabbè. Dovremmo anche avere più, cioè costruire più navi, ma tutto sommato il bilancio è decente. Nonostante i mercenari, e siamo in positivo, quindi. Però se avessimo più navi da commercio, di sicuro non sarebbe male. Pensavo appunto di estendermi qui sull'Adriatico per avere anche un limite navale maggiore. Sarebbe molto utile. Allora, vediamo di capire che cavoli succede perché. Questi dove vanno? Ormai stiamo assediando quasi tutto. Ok. Ma sì che ci puoi andare ancora un po' più in là. Allora, io pensavo appunto di chiudere questa costa in modo che nessun altro potesse colonizzarla e poi di cercare di colonizzare qui di sicuro e poi cercare di aprire una strada per colonizzare anche il nord in modo che non possano arrivarci prima la gente, insomma, poco affidabile di quelle regioni lì. Zealand, come vanno gli assedi? Questo non tanto bene. La flotta? No, la flotta se la cavo. Però. E penso che in un mese potremo mandare. Anzi, domani. Già domani? Già. Immagino che sti austriaci sono tutte danneggiate ste navi. Vabbè. Questa flotta invece no. Niente. Non serve a niente. Allora, cosa stanno facendo invece i nostri diplomatici? Migliorano le relazioni con stati inutili? Bene. È molto interessante. Bosnia, va bene. Ecco, magari uno, anziché fare cose inutili, potrebbe iniziare a fabbricare pretese su Ancona. Non sarebbe male. Chi sono i nostri rivali?
Napoli. Perché abbiamo scelto subito Napoli? Prima Ancona. Allora, prima lo Stato e la Chiesa. Avete la priorità. Però più che altro, è Stato e la Chiesa, non è che poi mi odiate, eh? Di sicuro mi odieranno. Quant'è che guadagniamo dal vostro favore? Vabbè, mica tanto rispetto al totale. Voi andate qua. Eh, Mi dispiace, è stata la Chiesa. Magari un giorno ci rappacificheremo quando sarà più conveniente per me rappacificarmi con voi. Eh, Come va qui? Non siamo messi troppo bene. Ecco Maracaibo. Andiamo avanti, ragazzi. Chi cede per primo? Dai che dobbiamo distruggere ste. Chi non è più fedele. Allora. Serbia. Però ci odiano davvero un po' tutti per questa nostra potenza, eh? Ok. Vediamo se riusciamo a fare una pace vantaggiosa. Caraibi. Ma facciamo un ultimo, ci stiamo allontanando un po'. Però penso che un ultimo passo avanti lo possiamo fare. Ah, e quindi hai scoperto i Caraibi? Giovanni Moro. Bravo. Austriaci. Allora, ormai avete capito che queste tre province non avete più alcuna speranza di averle. Ci causerà un po' di sovraestensione, quindi alla fine non possiamo nemmeno far subito pace. Salisburgo. Siete ancora irremovibili. Questo direi che vi toccherà, ragazzi. Che alleati avete poi? Stato e la Chiesa, appunto. Lo stato più inutile che esista. Serve solo per fare favori. A noi, preferibilmente. Solita storia qua. Finché non riusciamo... Allora, Cleves non la fa pace, perché se non la fa... distruggo così poi vedi se fai pace. Che antipatici. Allora, e a sto punto pretese su Ravunia. Qui com'è che è? Oh cavoli, non c'è più l'obiettivo stra bellissimo che c'era prima. Perché non l'ho preso subito? E qui arrivano i coloni. Situazioni al cavolo. Quando è che finiscono sti assedi? Allora, questa flotta sta pian piano affondando. E questa non migliora. Quando è che mi ho occupato una provincia? Un bel assedio, no?
offerte di pace. Ok, a sto punto però la flotta non può rimanere ancora. Vabbè che è ancora al 97%, però il viaggio di ritorno è un po' lungo. Quindi è consigliabile un ritorno repentino, tanto non c'è fretta di scoprire tutto il mondo. Mio Dio. Jacopo Casanova, forza! Mantieni un po'. Ecco. Speriamo che siano pacifici sti. Gente affatto pacifica, però. Come va qua? Non bene. Facciamo così. Alternatevi un po'. Queste isolette mi sono sempre piaciute. Quando ci sono le ribellioni... Ecco. Le rivolte idiote. Allora, non abbiamo uomini. Siamo in un po'... Il bilancio è peggiorato di colpo. La flotta austriaca ha rotto. E uno non sa cosa fare. Ci escono pure per affrontarci quelli lì, sono pazzi proprio. Vabbè, vediamo chi. Dov'è l'armata principale? Il loro leader è migliore, però la nostra flotta è migliore. Li affondiamo una volta. Una buona volta. Oddio, chi sono sti? L'assedio si prolunga. Oh, Bravante, bravo, birbante. Distruggiamo sto esercito austriaco che non si sa perché sia ancora vivo. Perché il tuo generale... abbiamo preso una galea, ma... Vabbè. Insomma, togliamo le navi più distrutte. Servirebbe... una conquista, no? Dove andate? Antwerpen. Sti cardinali però sono dei furbastri. Se trovo ancora quello di colonizzare, no, Vabbè. Arriviamo anche noi. Sei in guerra anche con qualcun altro, no?
Bene, abbiamo posto l'assedio. Qui c'è Cleves che rompe. Sei in guerra anche con qualcun altro? Ah sì, bene. Trovo assolutamente appropriato che tu faccia una brutta fine. Ecco, tra poco potremo assediare tutte le province, però... Ah. Non avevo considerato... qui non me ne ero accorto. Com'è che non me ne ero accorto? Le altre sono... Ma sì. Addio. Addio. Perché non muori in un giorno? Non ha fretta di morire? Oh. Va a Liegi sto qua. Perché vai a Liegi? Chi arriva prima? 19. Vabbè, arriva lui prima a Liegi. Namur. Vabbè. Riusciamo a combinare qualcosa? Perché non riusciamo a prenderci questa provincia? Questo è tornato. Ha rischiato, eh? Bene, per fortuna l'abbiamo fatto tornare. Abbiamo migliorato le relazioni con la Boemia. Con chi le si può migliorare? Io pensavo quasi quasi col Portogallo. Perché in effetti adesso non ha più ragioni di essere nostro amico. Abbiamo preso quello che voleva. Oh. Bene. Allora, queste le mandiamo subito qua. Zelanda. La Zelanda. È un po' una desolanda, però. Cerchiamo di capire che cavolo di situazione. Stiamo. Ormai credo che non soffrono, esatto, così non soffrono più. Allora. Ma voleteci bene. Stiamo cercando di conquistarvi, ma non avete ragioni. Ah, ci ho scoperto. Ma scusa, io ho mandato un diplomatico, non è che... No, non mi scomunica perché... Ok. Quel diplomatico cosa ha fatto? Ha rivelato tutte le mie trame anziché aiutarmi. Sì, in effetti sono arrivato un po' troppo al limite. Magari ero un diplomatico fortemente cattolico. Ok, questa è l'ultima armata austriaca che vedremo per un bel po' di tempo. E stiamo assediando tutto, vero? Ottimo. Ah. Ecco. Questi qui li dobbiamo mandare qua perché non possiamo certo aspettare che questi malefici conquistino la provincia. Ah, bene. Pure il generale. Allora, dobbiamo... però ho mandato via la flotta, che genio.
Dov'è la flotta? Le cog riportiamole indietro. Non possiamo... Ah no, beh, possiamo accedere. Ahia. Uè. Vabbè. Siamo sempre noi la maggioranza. E lo rimarremo, capito? Prevedibile. Beh, aspettiamo un attimo a sto punto. Magari riusciamo anche ad avere la missione. No. Beh, aspettiamo un po'. Questo cosa stava facendo e da dove è tornato? Potremmo chiedergli appunto l'accesso militare. Vabbè, possiamo anche aspettare il ritorno alle navi, però è un po' lenta la cosa. Vediamo, le navi un po' troppo danneggiate, le mettiamo di riserva. Con chi sei in guerra tu? Guerre poco importanti. Come va intanto questo radunamento di eserciti? Treviri si sta espandendo. Vabbè, non è uno di quegli stati che ci spaventino proprio. Allora, chiediamo l'accesso. Certo che lo teniamo. Ottimo. Preferivo questo, però. Anche questo è ottimo. Allora, facci passare. Prima o poi te la devo conquistare. Questa mi piace troppo, no? L'Ungheria era nemica. Ha visto che siamo potenti, è diventata una finta amica. Peace offer. Che cosa ci volete offrire? Ma... Allora, vediamo se adesso siete più propensi ad accettare tutto quello che vi comanderemo. No. Allora, vi rimando in Svizzera. Ah, però adesso ci servite per togliere il patto. Ah, vi richiamo subito alla Svizzera io. Dobbiamo aspettare un attimo. Torna anche tu.
Maledetti ribelli. Come usavate, eh? Ecco. Trovo che possa essere una buona idea. Spedire qualche cog. Allora. Ecco Ghent, dov'è Ghent? Non ve ne siete andati già lontano? Cavoli. No, beh. Allora, volevo spedire questo esercito. Facciamo i mercenari, spedisco. A distruggere quei ribelli. Questo. Ribelli sono gli abitanti del luogo, poveretti, che non hanno più diritto a essere abitanti del luogo, evidentemente. Ecco, bene, ho trovato gli altri due da mandare. Ok, questi li mandiamo appunto in Portogallo, dai. Olanda, non esisti più. Allora. Aspettiamo la fine del mese. Vero. Basta. Intolleranza, bla bla bla. Tutto sommato possiamo ancora permettercelo. Quindi... Ah, cavoli. No! Mi sono dimenticato... Vabbè. Dell'Ungheria. Perché sempre corruzione, eh? Siamo davvero una nazione così corrotta, beh. Ah sì, eh? Noi siamo abbastanza ricchi di potere militare per fare questo e anche di potere diplomatico per fare questo. Anche questo è finito. Questi mercenari, ecco. Bene, flotte veneziane non ce ne sono più. Limburg non esiste più. Tutta una situazione molto... Zelande non esistono più. Ma sì, tu tornatene. Tu ormai sarai 84. Volevo anche... Ah, proprio accetti ormai tutto tu. È chiara la sorte che ti ho detto a te. Però volevo anche aspettare appunto perché se faccio pace, vabbè, qualcuno mi odierà, ma più che altro la cosa,
l'aspetto negativo è che la sovraestensione ci distrugge. Allora, quindi ok, queste le mandiamo qua. Sono proprio... vogliono a tutti i costi far pace. C'è una cog un po' decente, ok. Allora... qui. Ottimo, ancora al 100%. Ma si vai un po' più a sud. Non dimentichiamoci di te, mi raccomando. E un'altra cosa che potrei fare costa una cosa, la principale è questa. Ok, bene, finalmente. Ok. Ultimo claim. Linz, ottimo. Sto pensando... sì. Non li sbando perché mi servono per la prossima guerra con lo Stato e la Chiesa. Sempre alleato solo con l'Austria. Bravo. Saggio. Molto saggio questo, da parte tua. Eccola dove era la... perché non l'ho vista per chissà quanto tempo. Allora, vediamo cosa sta succedendo qua. C'è una flotta un po' distrutta, Ok. Allora, vediamo. Conquer Ferrara. Vabbè. Farò Conquer Ferrara. Che non serve a niente come obiettivo perché il prestigio l'ho già al massimo. Stupidi obiettivi. Quello che pensavo invece di fare con questi è mandargli un avvertimento. Così. Nel caso che alleati hanno? Portogallo, Napoli, se vuoi. No, non voglio più che altro che si prendano Aragona. Se gli mando un avvertimento... aspetta un mese in cui miglioro le relazioni. Ok. Dai, vogliamo i nostri cardinali nella curia. Perché ve ne andate in mare aperto per affondare? Voglio vedere se mandare un avvertimento occupa un potere diplomatico, se no io lo mando. Non ne occupa? No. E allora ottimo così.
Adesso dichiaro guerra? No, forse è un po' presto. Però ho paura che magari trovi qualche alleanza, non si sa bene dove. Non si sa mai. Ifni e Annaba. Beh, Annaba non è un problema. Ifni nemmeno. Nasso un po' di più. Ma non avevamo già... Beh, quasi. Come siamo? No, fino a quanto ci dura il modificatore? Vabbè, sarebbe meglio sfruttarlo. Ok, andiamo ancora un po' avanti. Boh, andiamoli qua. Scusa, come abbiamo fatto a passare da 1 a 10? No, forse ho letto male. Avrò letto male. Ottimo. La rivolta non ci voleva, però. Ma sì, io direi... Quant'è la sovraestensione ora? 8%. Quant'è che ci impiegherebbe lui? Un anno. Andremo all'80% di sovraestensione, un po' tanto. Aspettiamo un poco. Questo non esiste più, l'altro. Milano ormai ci prega di far pace. Facciamolo tornare già. Ok, voi siete arrivati. Dov'è l'altro? Qui? Ok. Adesso fatemi fuori. Vabbè. Allora, questi sono 100%. Ah, non ce ne so proprio tutte riparate. Beh, allora. Allora. Attaccatemi sti nativi che non ne voglio più sentir parlare. Ok. Penso saranno gli ultimi nativi che annienterò. Però adesso non avevo un esercito abbastanza consistente. Manto. Appena torna l'esercito. Ui.
Ok. Anzi. Allora, iniziamo a rappacificarci con l'Austria a sto punto. Non so cosa sia peggio. Ma aspettiamo un mese. No, riappacifichiamoci, dai. Un mese, ok. Ancora un mese per far... Vabbè. No, meglio, meglio, tutto meglio. Allora, dovrò anche riunire la flotta. Ma sì, anche tu tornatene. Ormai siamo in prossimità di una guerra. Non credo che l'Austria entrerebbe in guerra appena dopo aver fatto pace. Non credo proprio. Allora, facciamo subito sta pace. Subiremo per qualche mese problemi di sovraestensione, però che ci vuoi fare? Non credo ci sia nient'altro che possiamo ottenere. Vai, Tirolo, Trento, siamo felici. Facciamo così. %80% appunto. Spero che questo non ci causi danni gravi. Qui come va? La Francia se ne sta tranquilla, l'Austria un po' meno, tutto sommato. Dovremmo far pace anche con Milano. Il fatto che Milano... Non possiamo chiedere niente a Milano. Cavoli chiediamo a Milano? Vediamo se lo prende Genova, ma non ha neanche il punteggio. Prima che finisca la guerra con Milano, allora dovrei dichiarare guerra anche a questi. 2. Possiamo aspettare ancora un mese. È la prima volta dopo un bel po' di tempo che guadagniamo finalmente province cattoliche. Volevo vedere. Ecco. La mappa culturale. Portoghese 7%. Ah, questa è la mappa delle altre... No, che razza di mappa è? Dov'è quella lombarda? Non c'è più. Cosa produciamo? Pesce e lana, proprio da miserabili. E... berbera, croata, greca.
austriaca non l'hai ancora considerata. Boh, non si capisce niente. Allora, questi qui non arriveranno mai. Che flotta ha lo Stato Pontificio? La Marina Pontificale. Non credo sia niente di che. Stupide missioni. Questa darebbe anche delle buone, però non posso vassalizzare. Però l'ho liberato. Cosa me ne faccio sti vassalli? Se lo va... Ma... Che faccio? Boh. Non... Più che altro dovrei poi sbarazzarmi del vassallo. Cosa succede se mi sbarazzo di un vassallo? Che reazioni ha? We will... Insomma, tutti se non va bene a nessuno. Non ha senso avere vassalli per noi. Stupidaggine, però non ha senso. Parma non si prende sta... Dove sono le... Ecco. Flotta. Fai un po' finta di andare a Venezia. Quanto... No, facciamo pace con... No, prima guerra, poi pace. Che storia. Dobbiamo fare prima guerra perché sennò c'è il rischio che... Del resto dobbiamo anche aspettare che la flotta arrivi. Quindi un altro mesetto, non ce lo toglie nessuno. Del resto... Bene. Dov'è? Tu devi nasconderti un attimo. Ma sì, andate tutti qua. La flotta pontificia è lì. Ah, che... Fuà. Vabbè, accettiamo. Con chi sei in guerra? Fuà, nessuno. Allora, finché non hai alleati... E l'Austria, dai, non credo proprio. E anche se lo facessero. Ma sì, Ferrara. Non credo che i nostri sudditi saranno felicissimi. Com'è il rischio rivolta? Biskra. A Biskre. Ma non possiamo farci niente. Poi? Ma non posso neanche fare harsh treatment. Dovevo farlo in effetti. Vabbè. Non c'è più tempo da perdere. Speriamo che l'Austria se ne stia buona.
Hmm. Attacco soppiatto. Dobbiamo fare anche pace con Milano. A sto punto facciamo questa pace. Quanto ha nelle casse? Perché ci può dare solo questi soldi, scusa? Ah sì, perché è morto di fame Milano. Ok. Così. Vabbè, ci tocca. Un po' deludente sta pace. Dobbiamo... Non posso mandare in giro la flotta adesso, quindi... Chi arriva prima? Ok. Massimo andiamoli ancora qui. No, c'è una nazione molto pericolosa che è in coalizione contro noi. Beh, ci manderemo un diplomatico. Perché mi viene da ridere? Non fa ridere. Oh, un esercito pericolosissimo. Vabbè, tu puoi startene a sto punto. Vabbè. Potevi fare già i cannoni, ma non le hai fatte. Colpa tua. Mio Dio. Possiamo già tornare indietro? Ah, voi potete pattugliare. Chi c'è? Cosa combina? Perché scappi? Lasciamone una a bloccare. Sì, sono un po' danneggiate, ma la cosa non è così preoccupante. Allora, questo cosa può fare? Beh, forse un po' in anticipo questo, eh. No, se no ci odieranno. Ma sì, beh, facciamone una. No, non facciamolo. Non possiamo, ecco, fare una cosa più intelligente. Solo Cremona possiamo. No, pare che fino a 80% gli eventi negativi non siano così gravi. E però stavo dimenticando un piccolo dettaglio. Vabbè che non c'è fretta. Giusto. Facciamo così. Sono un po' tante, eh. Ok, forse dovremmo preoccuparci di più delle relazioni che abbiamo con gli altri stati. Non vi basta collassare? Ma sì, uscirà dalla coalizione.
Appunto dicevamo che non ci siamo ancora espansi in Italia. Mi piace iniziare con lo Stato Pontificio. Ah. Ci odieranno tutti. Come se già non ci odiasse abbastanza lo Stato Pontificio. Ma perché ci odi? Non stiamo facendo niente. Siamo sicuri? Forse ha fatto qualcosa contro voi? Oh, bene. Ah, Erasca, sì. Poi mandiamole a Augsburg. Vi ricordo questa guerra è il fine principale di... Ah, ecco, facciamo una cosa. Questo. È il fine principale di fare in modo che l'Austria non ci chieda di restituire le province. Quindi appena... Eccola. Ha dichiarato... Quindi Aragona ci chiederà aiuto. Che flotta? Ma scusa, noi non avevamo avvertito di non iniziare guerra. Anche il Portogallo. No, perché noi, tra l'altro, abbiamo anche un buon esercito a mandare in loro aiuto, eh. Scusa, io gli ho mandato un messaggio, no, di avvertimento. Vediamo. Qualcuno ci chiama? Ascolta, a cosa serve l'avvertimento? Send a warning, send a warning. Allora, ci chiamerà in guerra nel caso attaccassero a uno dei nostri vicini. Quindi loro non sono vicini. Che cavolata. Non credo però. Sì, a quanto pare così. Uic. Mi sa che vincono i castigliosi. Io li odio quelli lì. Vabbè, prima o poi cerco di conquistare le isole. Ecco, ottimo questo. Questo meno ottimo, ma non ci preoccupa tanto. Anzi, cerchiamo di scoraggiarli un po' di più, dai. Certo che... Quant'è che spendiamo? 5 ducati in mercenari. Un po' tanto. Qui c'è il rischio di volta. Se uno vuole vedere le province deve scorrerle così. Non c'è rischio di volta. Quindi voglio guadagnare un po', perché qualche edificio non fa male. Tipo questo. Meglio puntare su queste zone, Ok. Grazie al fatto che usiamo solo mercenari, davvero abbiamo pressoché solo mercenari. No! Quanti sono sti... Sono 100.
Mica tanti. Potremmo anche permetterci di farli andare. Sì, siamo fortunati che abbiamo appena iniziato. Perdiamo meno di un anno. Sì. Conoscono i rischi. Non è un mio problema. Non posso far pagare al popolo veneziano. Non possiamo più prendere quella decisione, ma penso che tutto sommato possa essere accettabile. Ci toccherà una battaglia navale. Speriamo di catturare le navi commerciali. Ecco. No, l'espansione aggressiva qui sta salendo un po' troppo. Niente a fare, ci inseguono. Vabbè. Eh. In effetti potevo assegnare. Vabbè. Anche qui perché. No! Ah, è salvo. Io ho gli incubi. Ok. Vai ancora. Ah, è vivo. Che felicità sapere. Oh! Ottimo. Dove vai? Lo so dove vai. No, non puoi più andare da nessuna parte. Ti seguirò semplicemente. Allora, qui. Oh. Tu. Allora, però. Questi 5. Mandiamoli. Non possiamo fabbricare pretese sulla ricchissima Lombardia, vero? No. Quindi forse è meglio che miglioriamo le relazioni, giusto? Povero.
Voilà. Vabbè, Avignone. E com'è che voi... Berber Patriots che vanno a Langvat. Oh, che cavoli fanno? Se accetto non me ne frega niente in pratica. 20 anni sia un po' tanto, però accetto volentieri. Anche se in effetti avrei voluto vedere cosa facevano. Ok. 2 anni di rischi rivolta. Perché? Cosa me ne farei del rischio rivolta? Insultateci. Non è un problema. Allora, però. Questi. Ok. Oh, Rio de Janeiro. Ma facciamone un ultimo, dai. Allora, che pensavo? Ma questo non è tanto utile forse. Questo magari un po' più utile per aumentare la manodopera. Quant'è che aumenta? 25? Sembra una miseria. Vabbè, non è proprio pochissimo. Beh, insomma, non è né tanto né pochissimo. Più 25. Facciamo così. Ma sì, ma mettiamoci anche qualche edificio un po' più utile. Una chiesa a Venezia. Una chiesa, sì, per ricordare i tanti morti delle guerre, tipo quella con gli ottomani. E che ha reso grande la nostra Venezia. Mi arrischio? Ma sì. Se no che esploratore è quello? Se non si arrischia. Ancora 2 mesetti. E per quant'è che devo tenere sta situazione d'assedio, scusa? Qui siamo ormai in meno 20. Aspetto la fine dell'anno. Cos'è che ci dà? Ma niente in particolare. Ok. Scappa finché sei in tempo, scappa. Ormai qui siamo alla fine del mondo. Siamo alla fine del mondo. L'Irlanda non esiste più. Oh mio Dio, neanche Aragona potrà a lungo... Aie, e vabbè. Niente di grave. No, guy. Bene, bene. Diventano automaticamente nazionali adesso. Allora, io devo... Accidenti, ma perché solo ste... Voglio quella coloniale di missione. Aspettiamo un mese, se no mandiamo un colono da queste parti.
Sai cosa faccio? Diamogli i nomi italiani. Tirolo. Interessante. Gorizia. Dov'è? Gorizia. Ah, non si può più cambiare questa? Ah, anziché migliorare si peggiora. Z. Messo. Epiro. Atene. Achea. Ah, devo dare le... Achea. Capito? Non gli va bene. Come mai? Scusa, Gorizia l'ho cambiata, no? Ecco, le domande della vita. Corfù con l'accento. Boh. Non Crete ma Creta. Ah, questo è andato. Bella. Allora, Creta va bene. Morea penso vada bene. Invece questo non le cambia. Tessaia. Vediamo se la cambia. Ho fatto qualcosa di diverso. Tipo... In italiano sarebbe Kosovo. Ma pensate. Uff. No. Non gli va. Vabbè. E questi... No, questi non li ha cambiati. Cambia solo quelle che avevamo già. Tipo se questo lo chiamo Venezia Giulia. No, non gli piace. Ridicolo però. Davvero ridicolo. Aspettiamo un po' per questo. Vediamo se c'è la missione, se no c'ho... Dovevo farla subito. Questa missione. Allora. Dove? Qui. Speriamo che quella popolazione sia un po' più pacifica. Ah, brava Napoli. Brava. Cioè, cavolo ce ne frega noi. Non lo sappiamo neanche noi. Noi stiamo... Beh, guadagniamo un sacco di soldi. Oh, abbiamo già guadagnato così tante relazioni col nostro rivale. Toscana. E con chi le miglioriamo? Con la Toscana? Molto sensato. Quant'è che ci manca qui? 3 anni? Beh. Però questo potevo ricordarmene un po' prima. Vediamo quanto cambia. Da 9 a 9,5 eravamo.
mettiamo anche 4 velocità. 10. Ah. La Francia si è messa di nuovo a rompere. E dov'è quella nave isolata? Ecco. Avrò perso una decina di ducati in questo modo stupido. Bravi! Sì, liberatevi, liberate. Inizia a proporre paci, tipo cedere Ferrara. No, bello, no, no, no. Non te la puoi cavare così. 1,30 qui. Più 1,30 va benissimo. Tu dove sei? Ci sei ancora? Sì. Ok, no, perché io davvero sono il mio incubo, gli esploratori mandati alla morte. Ne ho persi talmente tanti che adesso mi ricordo anche quando non serve. Rio Grande. Siate pacifici, se no vi devo mandare eserciti. E non è una bella cosa. Native encountering our colonies. Allora, i coloni della nostra colonia, gli insediatori della nostra colonia hanno visto insomma gruppi di nativi che osservavano attentamente la colonia. Non sappiamo quali sono le loro intenzioni. Come dobbiamo procedere? Repel the Savage. Ecco. Perché le più convenienti sono sempre quelle di distruggere, uccidere. Vabbè. Respingi selvaggi. Vorrebbe dire presenta una proposta commerciale o lasciali vivere in pace. Allora, questa sarebbe forse la migliore, però ci costa 50 ducati che non abbiamo. E per cosa? Per un introito. Invece questo almeno ci fa ridurre significativamente i tempi di colonizzazione. Quindi direi respingi i selvaggi. Le tariffe non ci danno. Ah, non abbiamo colonie? Vabbè, respingi i selvaggi. Però perderebbero un po' di... 150 uomini di manodopera? Come 150 uomini? Cioè quasi come Venezia. E... perché potrei anche presentargli sta proposta commerciale, in effetti. Però 200 di popolazione sono 3 anni. Sono così ricco io? Ma tutto sommato potrei anche permettermi. Ma sì, dai. Facciamo i buoni. Presentiamogli una proposta di commercio. Oh, sti. Comunque sono proprio dei
malefici, I cardinali. Sono dei malefici unici. Allora, presentiamogli sta proposta. Guadagniamo 1 di tasse base. Dai. Ok. Ah, una ribellione. Eretici valdesi. Abbiamo scoperto la Giamaica. Però dobbiamo andare ancora oltre. Senza dubbio. Come andiamo? Beh, la tradizione sia navale sia terrestre procede bene. Guantanamo. Però non pensiamo di costruirci... No! Carceri. Non pensiamo di costruirci. La sfortunata morte di Francesco Barbarigo ci forza a tenere una elezione prematura. Giampiero Bassano, Domenico Veniero o Simone Ruzzini. No, adesso dobbiamo puntare più sull'amministrativo. Quindi senza dubbio questo. Perché mi muori? Rio Grande. Adesso magari mi lascia scrivere Trento, no? Un momento. Trento, un momento. Chi abbiamo incontrato? Una strana popolazione che si chiama Maya. Vabbè. Così. È così. Andiamo a distruggere questi intanto. Qui intanto. Ok. Colonial Conquest. Poveri Maya. Golfo del Messico. Però ora ci conviene tornare indietro. Abbiamo una base un po' più vicina. Cavoli, adesso però è caduto molto in basso il nostro. Ah. Questo li richiamiamo. Voi cosa pensate di noi? Sempre rivali,
non avete smesso di odiarci. Invece, Mantis dov'è? No, io fabbrico anche gli ultimi claim contro gli ottomani. E questa sarebbe bella. E che tragedia la morte del re. Schiavi. Produciamo schiavi. È proprio malefici allora. Schiavi. Reform Desire, mi sa. Cos'è? Worship. Non so cos'è un worship. Per la Vergine Maria, una cerimonia magari. La Beata Vergine Maria, Madre del nostro Signore Gesù Cristo, è la Regina del Cielo e mediatrice di molte grazie. Non c'è nessuna donna più perfetta e la sua sacra maternità le garantisce una sedia alla destra di Dio. Oppure c'è una donna migliore di Recentemente teologi radicali hanno, insomma, come si dice, contestato che non c'è nessun bisogno di intercessioni. Hanno ragione o è la Sacra Madre Chiesa in pericolo da questi eretici, insomma? Possa la Madonna perdonarli. Dai, facciamo così. Quant'è che manca qua? Più di un anno. Albania. Non potremo più spendere tutti quei soldi, quel potere per il trattamento dei nemici. Per diversi anni. Oh. Oh mamma. No, ho sbagliato. E non abbiamo più niente da investire. Certo che sta guerra sta durando un po' troppo, Che volete farci? Alla sua conclusione chiuderò l'episodio che sta già durando come al solito troppo, Non trovo una missione decente, ma sarà possibile? Mamandef. Ma sì, dai. Facciamo nuove esplorazioni. Te pareva. Sti inglesi tra poco diventano gran britannici. E dove lo mandiamo il diplomatico? Da dove è venuto? Non lo so nemmeno. A Savoia. Ma sì, mandiamolo in Austria. A far finta che vogliamo persino bene a loro
Poveri austriaci. Che flotta hanno gli ottomani? Non è che mi interessi tanto la flotta di... Sì, vabbè, hanno la seconda flotta del mondo. Beh, in realtà sono più pericolose quelle della Castiglia, direi quelle della Castiglia. Però non ha grandi speranze di batterci. Tutto sommato siamo al sicuro. Boh, no, no. In mezzo al mar, perché ci troviamo? Perché finiscono questi trattamenti più che giusti proprio ora? E dobbiamo spendere ancora. Rischiamo però di rimanere indietro, quindi il Kosovo lo lasciamo perdere. Ma... Ah, giusto la nostra colonia portoghese. Sti idioti. Gli dovrò cambiare cultura, sti qua. Oh mio Dio. Che spesa. Sì, in effetti. Risparmiamo un po' su sti tizi. E magari reclutiamo finalmente la nostra prima unità d'artiglieria. Qui come va? Tra poco arriverà forse. Vivo forse. Morto pure Vittore. Guarda. Il nostro amato Vittore. Vediamo se siamo abbastanza trogloditici, no? Quante isole. Però è stata un po' dura la navigazione. Vabbè, facciamo quest'ultima e poi torniamoci. Ma dai, facciamone un'altra. Non ha proprio paura di niente sto qua. Basta Ragusa? Beh, ma Ragusa dai non... Ok, non ci odiamo più. Almeno i cattolici. Ok, forse ora è meglio tornare. Oh mio Dio, ma... Siete un po' veloci, eh? Porto Rico. Non abbiamo nessun leader. Che situazione al cavolo. Non serve, dai.
Perché pesce? Tra tutte le cose buone che potete produrre, pesce. Pisani. Dai, cardinali, entrate in sta curia perché se no investo per voi, su voi inutilmente. Non volete che si pensi questo? Quant'è che ci costa? 9? Bene, same religion overs. Hai capito? Ecco, cambiate cultura. Non ci sono tariffe. Tipo, cambiate cultura anche voi allora. Ah no, non sei overs. No. Vabbè. Epiro sì, Creta non possiamo più. Speriamo vada bene. Uh! Cos'è? Coloni? Ho letto colony damaged? No. Mi sono sognato. Crimea. Chi ha iniziato? La Crimea, maledetta. Quindi ho fatto benissimo a mandare questi dagli ottomani. Beh, allora chiudiamolo qui l'episodio, dai. Con l'inizio della guerra di Crimea. Alla prossima!